Devi che prego, forza. No, ma in carità con Cesare è stato il mio primo editore, tra l'altro, 1975, Una cultura in estinzione, edita lui, e parlavamo di identità, giusto 34 anni fa, quindi no? Un tema proprio attualissimo in sostanza. Tra l'altro identità contadina, ma a me preme tornare a un discorso che è stato affacciato poco fa, quello dei campanili. Perché di solito quando si parla di campanili si pensa sempre alla base del campanile, ma ci si dimentica che il campanile è alto e che dall'alto del campanile si vede una bella fetta di mondo. Allora, la boria progressista di una quarantina di anni fa, quando il Veneto stava per uscire dalla povertà e dall'immigrazione e diventare nel bene e nel male quello che è diventato oggi, di solito appunto accusava quello che stava avvenendo di aver creato le fabbriche all'ombra del campanile. Naturalmente dietro c'era l'idea del prete che era sempre la reazione in agguato, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto invece che cosa è avvenuto e di fatto la dignità conquistata con la fabbrica all'ombra del campanile. Ora il problema non è quello di tornare a un'Arcadia mai esistita, perché era fatta di pellagra, era fatta di emigrazione all'estero, era fatta di, come diceva prima Cesare, di sapone e bastello piuttosto che di lavatrici. Non è questo, nessuno di noi, credo, se non è uno scemo, vuole queste cose. Il problema vero è capire la continuità e il bisogno e il valore della continuità. E allora per questo vanno benissimo quelle chiese che si incontrano appena si esce. Di casa ovunque nella nostra realtà un campanile c'è sempre all'orizzonte. Se comprendiamo la necessità di ritrovare il pensiero alto, il pensiero che illustrava e premiava la continuità espressa dalla Chiesa. Voglio dire il pensiero di Agostino, 1600 anni fa, il quale diceva non esiste presente se non come presente del passato o memoria, presente del presente o intuito e presente del futuro o attesa. Questo è il presente, diceva Agostino, e questa è la necessità di un presente che 16 secoli dopo si ritrova alle prese con un bisogno di radicamento nella continuità, quindi nella conoscenza e nella consapevolezza, in un mondo che consente ovviamente oggi molta maggiore consapevolezza delle diversità rispetto a quello che era 16 secoli fa, eppure non era digiuni della consapevolezza di diversità, naturalmente in un impero romano che veniva crollando e vedendo le cosiddette invasioni, insomma, apporti nuovi di culture e imperatori che venivano tra l'altro dalla realtà delle culture altre piuttosto che quella espressamente romana. Quindi il problema è quello di abbandonare la voglia progressista di liberisti o di marxisti ortodossi e ritrovare il senso della continuità come valore. Perché, e lo diceva anche qui, devo tornare al passato, ma in nome del presente e del futuro, lo diceva Bernardo di Sartre nel 1200, noi siamo nani sulle spalle di giganti. Allora, questi giganti che hanno accumulato per noi tanto pensiero, vogliamo utilizzarlo per avere davanti a noi un'idea di futuro che sia degno di tutti nelle diverse espressioni di lingue, di culture e di credi religiosi, o vogliamo continuare ad avere questa boria per cui noi siamo il progresso, gli altri sono tutti degli imbecilli, delle persone che non hanno dato niente, quando il passato ci ha dato tutto. Noi siamo fieri del nostro presente, ma è dal passato che viene questo presente e che deve venire la grandezza del futuro aperto al mondo. Qui è
il tema per altri prossimi 29.242 incontri naturalmente. Allora,